Oggi qui a Favara, presso l'Istituto Guarino, la presentazione ufficiale di concorso Uno Nessuno 100 Giga, un'iniziativa molto particolare, ecco, ce la spiega la dirigente scolastica. Sì, è un'iniziativa estremamente articolata e complessa che ha avuto luogo in tutta la Sicilia grazie a questo finanziamento importante che ha permesso all'ufficio scolastico regionale di elaborare un percorso formativo assoggettato poi ai 9 CTS. Qui nella provincia di Agrigento il centro territoriale per il supporto all'handicap risiede proprio nella scuola Guarino che io presiedo, pertanto sono stata io insieme al mio team, insieme al mio staff ad elaborare le linee organizzative di questa importante iniziativa progettuale che ha un approccio sistemico, hai detto bene, ha un approccio organico perché riguarda questa tematica, la sensibilizzazione nei confronti degli studenti del secondo ciclo, del primo ciclo, i genitori e i docenti. Pertanto è un'iniziativa progettuale che ha avuto modo di formare centinaia di docenti interessati, ragazzi delle scuole del primo ciclo, più di 23 scuole coinvolte, tantissimi anche giovani del secondo ciclo, e in questo momento si sta concludendo la formazione per i genitori. Partner di grande spessore culturale e antropologico, accanto all'ufficio scolastico regionale, alla Regione Sicilia, Telefono Azzurro, Fondazione Carolina, l'Associazione Ma Basta e tanti partner locali che davvero stanno portando avanti insieme al CTS di Agrigento e all'IC Guarino questa iniziativa di profonda sensibilizzazione che proprio qui sabato ha il suo compimento, la sua giornata finale. Di mattina saremo qui con un campus che permetterà a 250 iscritti, siamo già sold out, tra docenti, famiglie e studenti, di vivere la riflessione attraverso i linguaggi propri dei ragazzi, attraverso la pittura, la musica, la scrittura creativa, i social media, la radio. Sono tantissimi gli esperti importanti, da Simonetta Agnella a Francesco Pira a Tinturia, che ci aiuteranno ad elaborare riflessioni con linguaggi particolarmente vicini al mondo dei giovani. Poi la sera, grande evento in piazza Cavour con Leo Gasman e Sciade, che sono due artisti molto vicini al mondo dei giovani, estremamente attivi anche su questa tematica, su questa emergenza, che sicuramente faranno riflettere la piazza, i genitori, tutti noi su una emergenza così importante e sulle logiche anche della prevenzione. È stato, diciamo, un anno significativo per il vostro istituto che lei dirige con tantissime attività. Ecco, un brevissimo bilancio. Seriamente, grazie, è stato un anno contraddistinto da una serie di iniziative di rete progettuali che riguardano l'inclusione, lo sport e l'autismo, la disabilità, la legalità. Questa scuola ha portato avanti percorsi formativi in questi anni non in una logica episodica ma in una logica di alleanza educativa e di rete.